32esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Si sfidano al Valentino Mazzola San Cataldese e Città di Sant'Agata, in palio 3 punti pesantissimi per la lotta alla salvezza di entrambe le squadre. Andiamo con le formazioni. Il Città di Sant'Agata di mister Emanuele Ferraro schiera in campo Cannizzaro, Brugaletta, Perez, Fontana, Leonardi, Faccetti, Dorato, Abate, Pussetto, Bova e Catalano. San Cataldese di mister Orazio Pitatella con Dolenti, Pedalino, Blas, Calabrese, Chironi, Viscuso, Suarez, Quamè, Gueye, Montaperto e Catania. L'arbitro è il signor Davide Pazzi della sezione di Palermo. Con le immagini della gara andiamo al minuto 3, occasionissima San Cataldese con Catania che fa sponda per Gueye, ancora Catania che si invola verso la porta, prova la conclusione, Cannizzaro però si oppone. Ancora San Cataldese al 10° minuto con Suarez che prova la botta da fuori, palla che però si spegne sul fondo. Risponde Sant'Agata con questa conclusione da lontano di Pussetto. Poi sulla ribattuta c'è la posizione di fuorigioco del compagno di squadra San Cataldese che con Montaperto va vicino al gol, si oppone Cannizzaro, ma sul calcio d'angolo seguente è Quamè che trova il gol dell'1-0. Non esulta per rispetto verso la sua ex squadra. Il numero 8, dimenticato dalla difesa ospite, può festeggiare l'1-0. Al 25esimo Gueye intercetta un rinvio di Cannizzaro, lo fa forse con una mano, il gol viene negato, ma la San Cataldese con questa magia di Montaperto ad aprire l'azione trova il gol del raddoppio. Chironi cercato e trovato all'interno dell'area, il pallone sfila, arriva Suarez e con un preciso diagonale destro firma il gol del 2-0. Qui possiamo rivedere il colpo da biliardo dell'esterno spagnolo che fa 2-0 alla mezz'ora. Sarà l'ultima azione degna di nota del primo tempo. Con le immagini della ripresa andiamo al minuto 2, calcio d'angolo battuto per il Sant'Agata. Qui Gueye rischia l'autogol. Al minuto 8 rimane in 10 la San Cataldese per questo fallo di Catania. Poi il cross di Catalano per il colpo di testa di Pussetto e la seconda conclusione di Pussetto deviata da Viscuso. Al minuto 22 però è Dorato a trovare il gol che riapre la partita. La San Cataldese però prova a dare una scossa al match. Pallone di Suarez per la conclusione in porta di Boniglia, che però viene fermato dal fuorigioco dopo 15 minuti abbondanti di assedio Sant'Agata. Arriva il triplice fischio, la San Cataldese festeggia i 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza.